Presentazione ufficiale ieri della nuova stagione teatrale alla Fondazione Pirandello al teatro, presenti il sindaco della città Lillo Firetto, il direttore generale Calogero Tirinnocchi, quello artistico Sebastiano Lo Monaco, l'attore Totò Nocera, componente del CDA, e di Enzo Abate in rappresentanza dell'Orchestra Filarmonica e del Coro Polifonico della Fondazione Teatro Pirandello. Sono attesi ad Agrigento personaggi illustri del teatro italiano come Michele Andreozzi, Gaetano Aronica, Cesare Bocci, Gabriele Cirilli, Maria Grazia Cucinotta, Vittorio Belvedere, Giancarlo Giannini, Enrico Guarneri, Leo Gullotta, Sebastiano Lo Monaco, Mascia Musi e Lina Sastri. E poi per la prima volta quest'anno prevista anche una stagione dedicata alla concertistica. È una sorta di apoteosi di questi 4 anni di Teatro Pirandello, perché sono accadute delle cose importanti che da tempo il nostro teatro inseguiva. Uno, certamente il teatro di produzione. Eravamo da sempre accusati di tessere bei cartelloni anche nel passato. Penso alla stagione di Guardia, alle tante stagioni che si sono succedute, e però non c'era il teatro di produzione, finalmente il teatro di produzione. E poi ancora le stagioni concertistiche, grazie a tanti, a Enzo Abate, a chi ci ha lavorato, la stagione concertistica. E poi quest'anno mi pare di poter dire che il cartellone che è stato imbastito da Sua Eccellenza Lo Monaco sia un cartellone straordinario, che ci permette di avere qui un cartellone che è assolutamente di fascia A, condito da tante illustri celebrità, penso a Giannini, penso alla Sastri e tanti altri ancora. È una stagione che si presenta bene dal nostro punto di vista, perché ne abbiamo per tutti i gusti, ne abbiamo con qualità e ne abbiamo per tutte le tipologie. Abbiamo la brillante, abbiamo la seria, abbiamo la comica, abbiamo un po' di tutto. Grandi nomi, avremo Giancarlo Giannini, avremo Cesare Bocci, avremo Leo Gullotta, avremo Enrico Guarneri, abbiamo un bel cast di nomi, abbiamo la Cucinotta, non sto qui a dirli tutti perché poi avranno modo i nostri spettatori di approfondirli uno per uno. Ci sono delle novità anche a livello logistico? A livello logistico ci sono delle novità perché abbiamo modificato la tipologia di abbonamenti, perché quest'anno abbiamo due tipi di abbonamenti che riguardano la prosa e la concertistica. Abbiamo previsto un abbonamento congiunto che farà risparmiare tanti soldini. Anche per quest'anno devo dire che siamo riusciti a non toccare i prezzi. Sono da 5 anni che noi gestiamo il teatro e siamo riusciti, e questo è un orgoglio per la Fondazione, a non intaccare, abbiamo migliorato la qualità senza dover per questo ricorrere all'aumento di prezzi. Ma questa è la 5ª stagione del Teatro Pirandello, da me diretta, ma con la collaborazione, con la mano paterna del sindaco Firetto, anche se è più giovane di me, ma ha un atteggiamento molto, come dire, molto paterno nei confronti del teatro. L'impegno del ragioniere Tirinnocchi, del presidente Gaetano Aronica, di tutto il personale ha portato a far sì che in questi 4 anni e nel prossimo quinto il Teatro Pirandello sia diventato uno dei teatri più importanti d'Italia. Ospitiamo compagnie di livello nazionale, produciamo spettacoli, da quest'anno ci sarà anche una stagione concertistica. Se vi faccio l'elenco dei nomi io quasi mi imbarazzo, perché non so se li ricordo tutti, ma questa è una stagione di un grande teatro di una capitale italiana come potrebbe essere Roma o Milano. Abbiamo lavorato affinché si potesse realizzare questo progetto che avevamo annunciato e programmato fin dal maggio scorso. Infatti subito dopo la fine della stagione teatrale passata ne abbiamo parlato io e Antonio Cosumano con il direttore Tirinnocchi, che ha sposato subito questo progetto, e devo dire che abbiamo realizzato un buon cartellone abbastanza variegato per quella che è l'offerta dei concerti. Quindi inizieremo col 1° gennaio e finiremo il 31 maggio, quindi avremo 8 spettacoli, 8 concerti, dove daremo la possibilità a tutti gli agrigentini di poter gustare
dal concerto per orchestra e coro alla musica classica, al gala d'opera, al jazz, all'orchestra della Fondazione Brass Group con l'orchestra jazz siciliana. Avremo un omaggio a Whitney Houston, un bellissimo concerto con una rivisitazione delle musiche di Astor Piazzolla, insomma un programma a 360 gradi che sicuramente non mancherà di arricchire l'offerta del Pirandello. Io qui rappresento, come dire, il territorio, insieme a Taranorica, tra l'altro c'è questa stranissima coincidenza perché tutte e due abbiamo un'origine narese. Ora questa cosa di Naro pare che sta diventando importante, no? Ma la nostra presenza, la mia in particolare, credo che sia rivolta soprattutto a permettere a tutto il territorio agrigentino di fruire già da qualche tempo della presenza della Fondazione Pirandello, perché la Fondazione Pirandello si sta aprendo piano piano ma in maniera continua al territorio.